torna l'appuntamento con la rubrica settimanale La voce di Nord-Est. Ogni sabato dalle 10 alle 12, condotta da Federica. Come sempre, un appuntamento per affrontare insieme molti temi attraverso la presenza di importanti ospiti. Non mancate, vi aspettiamo in diretta numerosi. Siamo qui anche oggi, siamo ritornati oggi sabato cos'è? Ho perso i numeri. Sabato 16 maggio. 16 maggio perché ragazzi, come sapete, sono stata via per un paio di settimane, vi ho abbandonato, ma insomma sono ritornata piena di energia e carica per ricominciare ovviamente la nostra trasmissione La Voce del Nord-Est in diretta appunto su DJ Channel TV, e sempre con me il mio regista e compagno di viaggio Stefano Bognolo. Buongiorno Stefano. Come buongiorno stai? Federica, buongiorno. Bene. Ma tutto bene? Tutto bene? Sì, sto quel benissimo. Che finisce bene, che comincia bene. Esatto, la bene. Salute non manca, quindi siamo qui. Ecco, e quella è la cosa più importante. Allora, intanto diciamo che sembrava iniziata la primavera quando sono partita, invece siamo ritornati ancora all'inverno. Stamattina quanti gradi davano? 8 gradi. 8 gradi. Ma siamo il al riscaldamento 16 di maggio, ragazzi. Si è acceso il riscaldamento a casa mia? Sì. Vabbè, io come vedi arrivo dal caldo e ho patito e sto soffrendo parecchio. Ti ho invidiato molto. Diciamo che c'ho ancora un po' lacrimuccia, però insomma dai, è stata una bella esperienza. Allora amici, come sempre io ringrazio la redazione di Nord-Est, ovviamente la mia testata giornalistica, ringrazio il mio direttore Edoardo Pitalis per la fiducia, visto che questa è la quinta edizione di questa trasmissione giornalistica che va in onda su DJ Channel TV appunto, e ci piace molto questa partnership così intensa, così anche proficua, perché il lavoro che facciamo insieme è sempre molto intenso e molto professionale, proprio perché anche Stefano ovviamente, che mi fa da regista sempre, è una persona qualificata, una persona che stimo molto, e quindi continuiamo giusto con questa bellissima collaborazione, questa partnership. Allora, voglio ricordare ai nostri amici quelle che sono innanzitutto i contatti anche della mia testata, che sono info@nordest.it, a cui potete scrivere se qualora avete bisogno di comunicare con noi. E devo aver spento. Hai spento qualcosa, come l'altra volta. Accendi l'interruttore, scusate. Eccolo qui. No, non ti preoccupare, quello lì è a posto. Hai spento qua. Oddio, che ho fatto? Nulla, hai spento la corrente, c'è problema. Ma la gente adesso sente? Vai, tranquilla. Sì, mi sentono? Sì. Ma perché ogni volta ho dato un colpo con la gamba? Scusate. Vabbè, io non sento niente, però in cuffia, Guarda che c'è qualche altro problema. Eccomi. Oh ragazzi, sono una cialtrona, guardate. Cioè non riesco a star ferma e quindi vabbè. Non è successo nulla. Perdonami. È il bello della diretta, dai. Il bello della diretta. Quindi stavo dicendo di scriverci appunto la nostra mail, che è info@enordest.it per quanto riguarda la testata giornalistica appunto di Nord-Est, di visitare il nostro nuovo sito che si sta ovviamente lo stiamo rinnovando, ormai è in fase di completamento, ma comunque ogni settimana e quasi ogni giorno ci sono sempre novità, notizie, informazioni, che è www.nordest.it, mentre per DJ Channel TV, caro Stefano, ogni settimana io ti chiedo sempre di aggiornare i nostri radioascoltatori, amici che si stanno vedendo e ascoltando anche attraverso la radio, non soltanto attraverso la web TV, e di dare quelle che sono le coordinate per poterci rintracciare e poterci vedere. Certo, possono scaricare l'app TuneIn, così ci ascoltano anche in auto mettendo sui preferiti DJ Channel TV, e non solo, tutte le app per quello che riguarda Android, sia telefonino che TV, oppure LG, Samsung e chi più ne ha più ne metta, compreso Amazon Fire Stick. Lo so, ormai siamo everywhere. Su qualsiasi piattaforma noi ci siamo. Io mi sono spostata, come hai visto, perché ho paura di ogni dargli un'altra botta, ecco, onde evitare di far saltare di nuovo la trasmissione. Allora, detto questo, siamo qui oggi per parlare di uno dei temi a noi molto cari, ma anche a voi appunto amici ascoltatori che ci state vedendo ed ascoltando.
amanti appunto della radio, ovvero la vecchia signora come viene chiamata. Ricordiamo che nel 1924 nasce appunto, e parliamo di 102 anni perché il centenario appunto è stato nel 2024, di questa grande e importante novità che fu proprio la nascita della radio, che ancora conserva e porta con sé un fascino incredibile. E abbiamo qui proprio una persona a cui stimo molto, che ci siamo già incontrati, abbiamo già avuto modo di conoscerci attraverso un'altra intervista, e abbiamo il direttore del Museo delle Radio Padre Ruggero, della scuola di Padre Egidio, l'ingegnere appunto Gianpietro Favaro. Buongiorno Gianpietro. Buongiorno a tutti, buongiorno. Come va? Come stai? Bene, grazie, infreddolito come tutti, ma molto bene, grazie. Ecco, arriverà, dicono che la settimana prossima in teoria dovrebbe forse... Già da domani, in teoria. Già da domani, speriamo, perché abbiamo bisogno un po' di scaldarci le ossa, insomma, ecco. Esatto. Allora, ingegnere, intanto tu, come abbiamo detto, sei il direttore del museo di questa radio che ha sede appunto a Marghera. Sì. E quando è stata creata questa sede, volevo chiederti su quale base è nata, anche perché c'è una scuola molto importante dietro, a livello storico, e poi tra l'altro hai avuto oggi l'onore di avere qui, e lo salutiamo in presenza, un tuo ex alunno che è Nicola Maso, che lo salutiamo. Ciao Nicola, è qui dietro le quinte. Ma io saluto anche il nostro amico che ci viene sempre a trovare, Luca Romeo, che fanno parte ormai tutti quanti che si sono aggiunti a questo gruppo di Vinilica. Quando è andata in onda in questo periodo, Stefano? Mi aggiorni? 5. Giusto, sì, 5 maggio, adesso 5 andrà maggio il 22. Adesso, il 22, sempre sì. Un grande successo di partecipazione, di attività. Complimenti, perché è una trasmissione molto vivace, molto, molto interessante per chi è appassionati di vinili. Ma li vedremo anche dopo i vinili, ma non sono i vinili quelli che suonano loro, ma quelli di un tempo, quindi non riveliamo più di tanto. Parliamo appunto invece di come è nato questo museo, che è così importante, perché non riguarda solo, diciamo, il territorio di Marghera, ma di tutto, diciamo, un territorio molto più ampio, che è visitato poi anche da moltissime scolaresche. E quindi raccontiamo un po' come nasce, parliamo anche magari dei loro fondatori, cioè da dove è nata appunto la scuola, dove tra l'altro anche lo stesso nostro regista Stefano Bognolo, abbiamo scoperto, cioè tutto un insieme di coincidenze positive, sì, molto positive. Ho qui davanti a me il mio professore, che però tu non riconosci. Lui sono passati mentre anni, sono passati 40 anni. Nicola proprio ha portato anche i libri di scuola, eccetera, tutti gli studi, eccetera, invece ed è emozionatissimo. Tu invece anche tu hai fatto la stessa scuola, sì, stesso anno. Poi. Ecco, quindi avete il vostro professore qui con voi, Gianpietro Favaro. Però vogliamo anche dire una cosa su di te, perché voi dovete sapere che lui fa un lavoro, adesso entriamo molto nel dettaglio serio, perché lui, non perché la trasmissione non lo sia, ma è un po' più, diciamo, leggero questo argomento, perché lui è un ingegnere biomedico e lavora per un'azienda, giusto, di cui sei anche un ruolo importante, nella ricerca legata al mondo oncologico, in particolare, lascia a te la parola, legato a un tumore specifico sul quale stai lavorando. Poi puoi parlarci anche di questo, perché la persona va compresa in toto, nel senso che secondo me, oltre che a parlare ovviamente di te come direttore, perché hai una passione, sei stato un professore che poi ha lavorato appunto legato a questo mondo della, come possiamo definirlo, della comunicazione, si può dire di così, all'epoca, oppure scientifico, diciamo, ma però tu poi nella tua vita hai scelto una strada che ti ha portato a diventare un ricercatore e stai lavorando su un particolare argomento che è molto complesso, che è quello del glioblastoma, che è un tumore molto aggressivo, su cui stiamo lavorando, un tumore al cervello, sì, molto, molto aggressivo, e su cui stiamo facendo delle ricerche per vedere se riusciamo a trovare una soluzione, ma un processo molto complesso, come potete immaginare. Però insomma sì, questa è anche la mia passione. Io ho più passioni, diciamo. Quella professionale è nel settore della biomedicina.
Va bene, allora, padre Egidio e padre Ruggero sono stati i pionieri di questa scuola, che hanno creato due padri francescani. Ordine fratelli esatto. E cosa succede? Come inizia questa scuola? E poi parleremo del museo che poi si è creato successivamente al termine della scuola. Diamo qualche parametro storico di questa evoluzione. Certo. La storia nasce sostanzialmente con padre Egidio Gelain, che ancora non era trentenne quando ha scoperto questa sua passione all'interno della comunità dei frati, e da questa passione nasce il suo desiderio poi di comunicare questa passione e farla diventare un mestiere o integrazione dei mestieri che c'erano all'epoca in questa zona, insomma, del territorio. Diciamo che era anche legato anche al fatto che quello era il polo industriale, esatto. Quindi c'era anche il Porto Marghera, quindi tutta una serie di persone, anche famiglie intorno, quindi loro erano molto, come ordine, sempre molto attento, vicini alle famiglie. Sì. Infatti lui inizia questa avventura, pensate, nel 1941, quindi nel pieno della guerra, per dare a questi ragazzi giovani una possibilità di crescita e di sopravvivenza in quel momento là. E quindi in una tabaccheria, sopra i locali della tabaccheria di Marghera, della piazza di Marghera, lui nel 1941 inizia questa avventura. E che poi cresce, anche nel dopoguerra naturalmente la cosa si sviluppa ancora di più, perché lì nasce il porto industriale di Marghera, con il bisogno da parte dell'industria di personale qualificato, e lui fornisce a queste strutture, a queste industrie, personale che lui forma anche sulle indicazioni di quelle che erano le esigenze del momento. Certo. E poi cosa succede? Come va avanti? Padre Egidio poi a un certo punto viene a mancare, viene sostituito da padre Ruggero, Nuvola, se non sbaglio. La storia va avanti dal 41 fino al 74. Padre Egidio per molti anni quindi riesce a dare questo tipo di formazione, e la scuola cresce anche come dal punto di vista proprio dei locali, dei volumi, quindi viene costruita la scuola. Quindi negli anni, quindi non è più sopra la tabaccheria, ma diventa un istituto vero e proprio, un edificio. Riesce a trovare anche i fondi per farlo, perché non era facile. Ha lottato moltissimo per questa cosa. Poi alla fine c'è riuscito, costruisce la scuola e diventa il locale dove ospita tutti gli studenti. Considerate che una lezione di Egidio era da solo che lo faceva, quindi aveva 90 persone, 90 ragazzi. Quindi non c'erano più docenti, no, c'era solo lui, tutto da solo. Quindi faceva i corsi 2 volte alla settimana, elettrotecnica, radiotecnica poi, e quindi alternava il corso di elettrotecnica col corso di radiotecnica, sempre la sera dalle 6 alle 20:30. Quindi erano le serali praticamente. Le serali, erano corsi perché la gente doveva pur lavorare. E perché aveva scelto questo ambito dell'elettrotecnica? Per passione. Per passione. Lui era un appassionato di scienza, e quindi aveva imparato presso il liceo di Monselice, dove lui aveva studiato. Aveva imparato queste cose, e la sua passione era quella proprio anche poi di comunicarla questa cosa e farla diventare patrimonio, e quindi era un bravissimo didatta, un bravissimo insegnante, molto divertente, e anche severo per certi aspetti, come è giusto che sia, un po' un bastone alla carota. Esatto. Bravi professori. E poi viene appunto nel 74 muore Egidio, e per fortuna trova un valido sostituto in padre Ruggero Nuvola, che diventa anche lui un mito, almeno noi che l'abbiamo frequentato, ero studente al liceo, come penso Stefano. Lo ricordo molto bene. Luca, e quindi c'è questa capacità che aveva Ruggero di rendere una materia complessa, di una certa complessità, divertente. E semplice. È semplice, sì. Come ci riusciva allora? Era una sua caratteristica. E credimi che, come appunto è stato detto, la cosa difficile lui comunque te la faceva entrare in testa in modo molto semplice. Vedo che annuisce anche Nicola, sì? Era appassionato nell'ascoltarlo. Questo proprio, cioè ti incantava, ti appassionavi, senza fatica. Questa cosa, giusto con un po' di studio, ma certo, poco di libro, giusto ma soprattutto
sua comunicazione imparavi molto bene. Ecco, queste sono delle doti che se certi professori hanno, certi docenti hanno, i ragazzi poi quando vengono formati effettivamente lo portano dentro per sempre, come si vede, certo. No? E riescono anche poi a diventare loro stessi artefici di questo, no? Perché vieni in un certo senso inoculato, come ti facessero un'iniezione, e questo è stato ad esempio anche per me questa cosa, nel senso che ho visto come lui faceva certe cose e poi ho cercato nel mio modo, insomma, di renderle uguali, ecco. Sì, perché poi il povero padre Ruggero viene a mancare prematuramente nell'84, quindi per 10 anni lui porta avanti questa cosa, poi la portano avanti i frati quando muore Ruggero ci penso io. Subentri subito tu. Sì, lui muore a febbraio nel mezzo del corso e quindi io all'epoca studente all'università giusto, all'università entri a far parte. Continuo i corsi serali l'anno successivo, come sappiamo, fino al il tutto va avanti per una decina di anni, però non da parte mia. I primi anni 90 all'incirca. Io vado avanti un paio, 2 o 3 anni, perché poi naturalmente il mio problema era anche quello di completare gli studi. Certo. E quindi poi i tempi cambiano, le necessità cambiano. Marghera non è più la Marghera degli anni 50, degli anni 70, e quindi anche tutta la necessità di questa, diciamo, manodopera qualificata di quel tipo viene un po' a mancare. Però tu sei stato il docente di questi due. Sì, siamo quasi coetanei comunque. Sì, perché lui appunto, essendo un giovane studente universitario, dopo la morte appunto di padre Ruggero, subentri e sei in fase appunto di studio, quindi avevi pochi anni di differenza da loro come. Sì, ma penso 2 o 3 anni. Sì, perché certo. Quindi avevamo la stessa età, semplicemente avevo forse raccolto un po' delle informazioni che Ruggero mi aveva dato. Cioè non ho immaginato, a parte che lo vedete, quindi ovviamente uno magari si immagina il professore di 90 anni, che siamo sempre più giovani, cioè invece sei un uomo molto giovane, quindi voglio dire, insomma, ormai si parla di giovani uomini, grazie. Guarda che l'età media ormai è scavallato. Sì, voglio dire, una persona che possiamo dire anziana è over 80, vabbè, cioè, secondo me gli over 65 di adesso, ragazzi, sono incredibilmente attivi, palestrati. Caro mio, non sono in pensione ancora, ecco, quindi non sei ancora in pensione, ok. Ascolta, allora ci sarebbero tantissime domande. Allora parliamo un attimo tornando appunto al museo invece. Allora, il museo, come nasce il museo? Una volta appunto che la scuola, per motivi appunto legati al territorio, a quello che c'era nel momento, Porto Marghera smette di essere un polo attrattivo, lavorativo, eccetera, quel luogo diventa invece un museo museo della radio, perché all'interno ci sono tantissimi reperti che vorrei che appunto tu, tra l'altro ne hai portate anche alcuni qua, che dopo tramite appunto la regia di Stefano riusciremo a far vedere. Abbiamo anche le foto comunque. Certo, sì, che vengono mandate in sovraimpressione. È considerato un luogo veramente unico, e questo è quello che è la definizione che viene data proprio anche da Wikipedia, perché quando vai a vedere l'informazione, un luogo unico di raccolte pregiate, devo dire, cito proprio di raccolte pregiate e apparecchiature scientifiche che servono poi per spiegare anche importanti fenomeni fisici, che tu dopo ci farai anche vedere da quello che ho capito, insomma. Qual è la finalità principale del museo, quindi? Visto che sei il direttore, dimmi tutto. Sì, allora la cosa è un po' particolare, nel senso che noi siamo... Passiamo un po' il microfono così ti vedono meglio. Ecco qui le foto. Sì. Di te che stai facendo degli esperimenti. Sì. Poi parleremo anche di questo, che è il planetario. Sì. Eccoti qua. Chi è quel signore qui lì con te? Aldo Agnoletto, che è l'anima del museo. Quindi salutiamo anche lui e lo ringraziamo per questa. Ecco, queste cose qua a me spaventano. No, perché non so, a me la corrente fa paura. Io ho preso un colpo di corrente, e quindi da lì poi non sono più stata io, quindi.
Lo sai, ti ricordi da bambina. Ecco, no, dicevo che noi siamo sostanzialmente dei custodi, il nostro non è un'attività museale classica. Che senso? Nel senso che questo è il materiale dei frati. Sono i frati francescani, i frati minori, e tutto quello che è nel museo è dei frati francescani, e loro ci hanno chiesto, come ex allievi, in qualche modo contagiati dallo spirito di Padre Egidio e Padre Ruggero, di mantenere, di tenere vivo in qualche modo la memoria, non solo quella dei frati, conservazione, quindi anche quella storica di Marghera, di quella che è la vita del luogo, insomma. Sì, perché anche, tra l'altro, il museo racconta anche un'evoluzione, se si può dire, sociale del nostro territorio, del nostro paese. Cioè il fatto che noi possiamo anche adesso, noi siamo circondati in questo momento adesso, ecco, quella foto lì la puoi mettere? Questa è l'originale, ecco, quella che stiamo riprendendo. Questo è il materiale che è qui in studio. Questo è quello che lui ha portato, sono alcune cose. Adesso avete là in fondo tra l'altro un grammofono che dopo vi faremo. Questa invece è una televisione degli anni del 65. Sì, va bene, poi quello accanto lì invece è un altro apparecchio che serve invece un sestante, dopo vi dirò qualcosa di questo. E poi lì è un libro che è quello di Padre Egidio, se non sbaglio. Studiava, certo. Studiava. E poi accanto lo facciamo vedere. Ringraziamo Luca Romeo che ci accompagna nella regia anch'essa. Ecco, ma apriamo pure, avvicinati pure per vedere, per mostrare, ecco, uno dei pezzi forte. E poi tra l'altro questo è stato utilizzato all'interno di un corto molto importante che ha vinto moltissimi, eccolo lì. State proprio inquadrando l'ospite, girato appunto dal giovane e talentuoso regista mestrino, appunto Alberto De Grandis, con due poi importanti attori che sono Angelo Maggi e Pannofino, che sono stati gli interpreti principali di questo cortometraggio, che ha avuto veramente molti riconoscimenti, anche per il tema che ha trattato, perché siamo negli anni 30 in cui viene appunto realizzato questo cortometraggio, e proprio in una scena c'è questo grammofono che suona questo. Sì. C'è qualcosa, Luca, che volevi dire? No, tutto a posto, benissimo. Allora, abbiamo intanto mostrato qualcosa, dopo li vedremo attivi. E facciamo una pausa, cosa dici? Siamo come siamo? Sì, facciamo una pausa. Ci siamo, capo. Sì, ci ascoltiamo Vasco Rossi con... Perché di solito il capo è lui che mi dà il là. Cioè stavo aspettando la mezza, ma no, è perché siccome lui è coinvolto da tutta questa atmosfera che lo appartiene, perché lui è un amante anch'esso è formato poi da questa scuola. Ti vedo un po' oggi svagato, cioè nel senso che allora devo fare io la regia di te. Ok, bussa ogni tanto. Se non mi vedi, bussa. Guarda che devi mettere la canzone, che di solito io parlo e poi lui mi dice guarda che devo mettere la canzone. E invece stavolta te l'ho detto io. Guarda, ci ascoltiamo una splendida giornata di Vasco Rossi. Ma che sia una splendida giornata, vai. Che cavolo. Cosa importa se è finita e cosa importa se ho la gola bruciata o no? Ciò che conta è che sia stata come una splendida giornata. Una splendida giornata, straviziata, stravissuta, senza tregua. Una splendida giornata, sempre con il cuore in gola fino a sera, finché la sera non arriverà.
stata una fantastica giornata morbida. Oh, splendida giornata che comincia sempre con alba timida. Oh, splendida giornata, quante sensazioni, con quali emozioni, poi alla fine ti travolgerà. Solo la gola bruciata, o no? Cosa importa se è durata? Quello che conta è che sia stata. Una splendida giornata, stravissuta, straviziata, stralunata. Una splendida giornata, sempre con i suoi, faccia fino a sera, che la sera di nuovo sarà. Eccoci, siamo ritornati in studio alla Voce del Nord-Est, siamo qui su DJ Channel TV, abbiamo anche il numero della diretta 333 8786 429 333 86429. Cari amici, siamo qui con il direttore del Museo delle Radio Padre Ruggero e della Scuola di Padre Egidio, ovvero Gianpietro Favaro, un ingegnere. Buongiorno. Che ci ha raccontato un po' della sua vita lavorativa professionale, ma poi è venuto qui soprattutto per parlarci del museo appunto della radio di Marghera. Allora, esattamente dove si trova e quando è visitabile? Sì, diamo delle coordinate poi anche certo. Sui social, sui contatti eccetera, come raggiungervi e via dicendo. Certo. Beh, il museo è di fatto un pezzo della scuola, di quello che era la scuola, quindi è stato ricavato del salone della consegna dei diplomi che si svolgeva a fine anno, che è una zona piuttosto ampia di quell'edificio, dove abbiamo raccolto appunto tutto il materiale. Oltre al materiale del museo abbiamo anche il planetario, di questo magari poi ne parliamo. Certo, assolutamente. E l'attività si svolge con una cadenza settimanale. Noi ci troviamo tutti i venerdì sera perché siamo il gruppo che in qualche modo mantiene vivo questa struttura, e ogni alle 21. Alle 21, esatto, il venerdì sera alle 21 siamo lì. Se qualcuno vuole venire a trovarci siamo disponibili, vi facciamo vedere il museo, vi facciamo vedere gli esperimenti, vi facciamo vedere il planetario, tutto quello che serve. E poi abbiamo delle attività invece specifiche, ad esempio il secondo sabato di ogni mese fino a maggio, quindi abbiamo finito, poi vi diciamo perché. E ogni secondo sabato del mese dalle 16 apriamo il museo gratuitamente, nel senso che non ci sono biglietti da pagare, e facciamo vedere il planetario e il museo a tutti i visitatori, a tutti quelli che in qualche modo hanno voglia di venire a trovarci, anche perciò il secondo sabato di ogni mese, in questo caso a partire da settembre, quindi da settembre fino a maggio.
Perché fino a maggio? Perché il grosso della nostra attività si concentra per la festa di Sant'Antonio, che è appunto il 13 di giugno. Noi siamo praticamente in piazza Mercato, in piazza Sant'Antonio, dove c'è la chiesa di Sant'Antonio, in via Gelain, e ci trovate facilmente anche su Google Maps perché siamo taggati. E da lì il 13 di giugno c'è un'attività che si svolge il weekend precedente, quindi il venerdì, sabato, domenica e venerdì, sabato, domenica, che tiene il 13 di giugno, e qui apriamo dalle 18 fino alle 23, tutte le sere, quindi venerdì, sabato, domenica di giugno, quindi adesso vi dico le date esatte. E questo, diciamo, è l'evento più importante, perché apriamo, lì ci sono gli stand gastronomici della sagra, eccetera. Sì, cioè, diciamo che è in concomitanza con la festa patronale. Esatto, ecco. poi apriamo l'osservatorio, abbiamo anche i telescopi per guardare le stelle se il cielo ce lo permette. Ovviamente sì. Abbiamo il blog, abbiamo un sito, quindi voi ci trovate, se andate su Google scrivete Museo Padre Ruggero, senza i, Museo Padre Ruggero da Google, date invio, vi porta direttamente al sito, dove trovate tutte le informazioni, i contatti, i numeri di telefono e quant'altro. Voi chiedete anche poi un sostegno per quanto riguarda giusto? No, niente. No, noi non abbiamo solo un'offerta volontaria. Libera, ecco. C'è una cassettina dove ognuno, quando esce, se si sente di poterlo fare. E come si regge questo? Si regge proprio grazie a questo, perché noi facciamo attività anche con le scolaresche, quindi abbiamo un'attività che portiamo gli studenti 2 volte alla settimana. Didattica. Sì, con il planetario soprattutto. Sì. Quindi abbiamo dei volontari, per fortuna, degli astrofili del gruppo di Guido Ruggeri di Mestre, che è un gruppo molto molto... Di cui tu sei stato fondatore di questo... Sono stato, sì. Nel 79 l'abbiamo costituito a notaio, e poi sono stato il presidente per 6 anni di questo gruppo. Adesso sono nel consiglio del circolo. Insomma. Chi è adesso il presidente? Maia Fantini, che salutiamo anche lei. Certo. La ringraziamo. Ed è una sinergia, una simbiosi tra gli astrofili e il gruppo del museo, che ci permette di attivare il planetario, di tenerlo attivo, e raccoglie un gran numero di visitatori. Abbiamo contato che da quando l'abbiamo aperto nel 1984, quindi sono passati tantissimi anni, più di 40, abbiamo fatto circa 100.000 visitatori. Caspita. Considerando che ce ne stanno 25 dentro il planetario. Quindi capite quanta gente, quanti ne abbiamo fatti. Quanti ne avete fatti? Ecco, esatto, complimenti. Senti, tornando invece un attimo al planetario, lo parliamo dopo, perché io volevo rimanere un po' per chiudere anche la questione del museo della radio. Si può parlare, quando abbiamo questo tipo di oggetti che abbiamo visto eccetera, di una forma di archeologia? E il fatto è, poi volevo anche chiederti la ricerca del materiale, il materiale poi d'epoca, perché parliamo un po' di tutte le epoche a partire dagli anni 20, penso, inizi, non so quale sia il pezzo più antico che abbiate, o quello magari più recente, magari di modernariato, non so, degli anni 60 eccetera, ma volevo capire quanto è stato difficile magari il ritrovamento e poi qual è magari il pezzo più interessante che avete repertato e avete ritrovato, perché a volte magari vi capita così stranamente, arriva qualcuno, no? Magari con qualcosa, dice ma c'ho questo, e dici ma mamma mia, per uno che non è del mestiere dice mi sembra qualcosa, e invece per un esperto va a dire mamma mia, ma questo è veramente un cimelio. Queste sono storie interessanti. Dovete capire che noi, appunto, come custodi non siamo appunto i proprietari di questa struttura, ci siamo semplicemente agganciati a quella che era la storia del materiale che c'era già. Quindi tutto materiale che nell'arco di 60 anni chi passava per il frate lasciava, perché magari in casa non poteva tenerlo, o perché era rotto, o per qualche motivo. Perché poi voi fate anche riparazione? Assolutamente, certo. È una delle parti focali delle vedo Nicola che sta sorridendo, perché penso che siano delle cose entusiasmanti, vero? Per voi posso chiamarvi nerd? Assolutamente, siamo molto orgogliosi. Siete un gruppo di nerd, vero? Sì. Cioè avete tutti
tu manca solo a te gli occhiali da nerd, loro due ce li hanno. Io ce li ho, ma li ho ce li ho io, se vuoi i miei te li presto, però effettivamente a me sembra di stare con un gruppo di nerd. Prima vi ho voi non lo sapete, ma prima eravate lì a combriccolare, no? Sì. Sembravate un gruppo, cioè come non delle pettegole, sai che le donne che si ritrovano invece parlavate di elettrotecnica, io li guardavo e dicevo mamma mia, anche tu Luca Romeo sei così, anche tu sei un nerd un po' di tutto. Allora ragazzi, divertitevi, ce l'abbiamo nel sangue, di te lo so già, perché io qualsiasi cosa chiedo a lui, lui mi risolve tutto. Io avevo un computer prima, insomma l'hanno regalato nuovo, lui mi diceva sì, ma non importa, va avanti allo stesso, non ti preoccupare, ma c'era scaduto l'antivirus, no ma non ti preoccupare perché ce l'ha già dentro, succedeva qualcos'altro, no ma non ti preoccupare, la mia garanzia, l'uomo garanzia, non avevo bisogno di fare la garanzia nuova, c'era lui che metteva a posto sempre tutto. Posso dirti, se questa trasmissione c'è è perché è questo, succede esattamente questo. È ovvio, perché sennò come andiamo in onda? Il bello di queste realtà è perché sono sostenute proprio da questa passione, è dietro a questa passione, dietro a questa attività c'è la passione. Se non ci fosse quella, questa cosa non ci sarebbe, no? Anche perché dobbiamo dire una cosa. Allora, tu sei arrivato qua stamattina, loro due invece sono parte anche del gruppo, quindi la conoscono già questa stanza. Certo. Questa stanza di cui ogni volta che io porto un ospite, devo dire la verità, non faccio altro che dire vi piace, avete visto che studio, perché ovviamente chi è da casa non si rende conto, magari vedono qualche fotografia, vedono qualcosa, ma effettivamente è uno studio, Stefano, vero, che negli anni hai creato, dove hai investito molto e che è altamente tecnologico. Qui la tecnologia non manca. Altamente tecnologico, altamente sofisticato, si può dire? Certo. Ecco, quindi merito al lavoro, l'impegno e soprattutto una passione, perché poi lui lavora nelle telecomunicazioni, quindi è di mestiere, diciamo, però effettivamente questo è un altro, diciamo, settore ancora di questa, quindi in merito, come dicevi tu, non c'è la possibilità di andare in onda o di fare trasmissioni come queste, di questo valore, di questo pregio tecnologico, se non ci fosse una struttura di questo tipo. Ed è quello che fa la differenza, vanno valorizzate queste strutture perché chi c'è dietro c'ha un cuore e quindi non è solo un business, una cosa, c'è qualcosa di più e questo vale guarda, ti dico una cosa, poi chiudiamo il discorso. Nord-Est, quando abbiamo iniziato la nuova stagione, diciamo, abbiamo voluto proprio ritornare cominciare con DJ Channel TV perché è innanzitutto una cosa innovativa, la web TV, l'idea che comunque è collegata anche alla vecchia signora, quindi collegata alla radio, quindi non manca niente, ma soprattutto per la garanzia che offre, cioè il fatto che per una testata giornalistica il fatto di avere un supporto tecnico e così, diciamo, puntuale e preciso è fondamentale, anche perché poi dopo le puntate sono immediatamente reperibili per chi è ospite e anche per noi della nostra redazione. Poi vanno in canale YouTube, siamo immessi nel sito, c'è reciprocità di comunicazione tra le due parti, c'è una bellissima partnership, ma questo è dato dal fatto che c'è anche la passione da parte del Nord-Est comunque come lavoro, quindi il cuore ce lo mette anche la testata nel riconoscerci reciprocamente, ecco, quindi è un bel lavoro in sintonia e collaborazione, quindi io poi sono anche contenta tra l'altro di avere il nostro pubblico qui. Io invito invece anche la gente da casa che magari riconosce appunto il nostro ospite, appunto il nostro ingegnere, io mi piace chiamarti ingegnere, Gianpietro Favaro, perché è direttore ovviamente, perché è plurititolato, a chiamarci, a farci una telefonata in diretta, no? Al 333 8786 429, magari se qualche tuo ex studente come loro ti riconosce sapete che è qui per ancora valutarvi. Come andavano a scuola sti due qua? Io ho memoria un pochino offuscata perché sono passati 40 anni, però te lo diranno loro, dai, come andavi? Bene, sì. Lui meglio secondo me. I miei voti sono buoni, molto buoni. Molto buoni. E tu?
buonissimi. Vuol dire diversamente, no? Eri un secchione, Normale, dai. Bravo, dai. Allora, quindi eravamo giovani studenti. Esatto. Giovani studenti. Sì, e quindi parliamo di questa archeologia, di questo ritrovamento. Allora, c'è qualcosa che ti è arrivato tra le mani che hai detto sì. oddio, che meraviglia. Certo, perché dovete pensare che è come nei fumetti di Topolino, no? Cioè tu vai in questa casa, sopra c'è una soffitta, sali le scale, vero. apri la soffitta, ti apri il baule e dentro trovi delle cose che sono rimaste lì 40 anni, 50 anni, no? Quindi è una vera ricerca alla Indiana Jones in questo caso. Ed è successo proprio questo, ricordo l'evento, stavamo mettendo a posto appunto la soffitta, c'è ancora di fatto una quantità di materiale incredibile, ancora inesplorato per certi versi, perché dovete immaginare che il materiale viene depositato, rimane lì veramente 40 anni, 50 anni, no? Quindi apriamo uno di questi sarcofagi e troviamo una cassetta di legno, una cassettina di legno pesantina, la portiamo giù, la apriamo, nel momento in cui la apriamo sembra una macchina da scrivere e diciamo ma una macchina da scrivere di legno, vabbè, sul confanetto di legno sarà una macchina portatile, però vediamo che non ci sono i tasti per battere le lettere, non c'è la carta, non c'è niente, ci guardiamo intorno, guardiamo io e Roberto Visentin che è un altro ingegnere con cui operiamo spesso nel museo, ex allievo anche lui. Salutiamo naturalmente. E ci viene il coccolone perché avevamo trovato una macchina Enigma che è la macchina che forse qualcuno ricorderà nei vari film che ci sono stati di spionaggio durante la seconda guerra mondiale, che usavano i tedeschi per cifrare i messaggi durante la guerra, appunto. Una versione diciamo soft della macchina, non la più sofisticata, però perfettamente funzionante. L'abbiamo rimessa a posto, abbiamo capito come funzionava e l'abbiamo proprio risuscitata, ma non serviva a fare tantissimo perché funzionava bene, era rimasta conservata molto bene, e questa è stata una grandissima emozione, perché quella è la macchina che poi attraverso gli anni, attraverso Bletchley Park, Alan Turing e tutta la parte diciamo di decifrazione di quella macchina ha dato origine alla moderna crittografia e alla moderna tutte le tecniche che usiamo adesso per cifrare i messaggi o per codificare le carte di credito. Ecco, oggi ovviamente non sono più le tecniche dell'enigma, ma nascono alcune attività che è criptato, nascono dallo studio e dall'analisi di quella macchina, la criptanalisi di quella macchina, e ci sono delle storie bellissime che noi ogni tanto raccontiamo al museo, facciamo degli incontri e sfruttiamo questa macchina che facciamo funzionare in tempo reale, facciamo vedere come funzionava e raccontiamo appunto la crittografia moderna attraverso questa macchina. Questo è stato un evento eccezionale. Ecco. Quindi possiamo dire che tanti oggetti che avete sono funzionanti. Assolutamente. Come? Si può farlo sentire? Cosa dite? Volevamo far vedere un attimo lì e poi lo spostiamo. Tu sei il regista, vai, vediamo che cosa ci fate vedere. Appena il cameraman è pronto. Il cameraman è pronto, intanto andiamo avanti, parliamo un attimo. Sì, insomma, dicevamo, sono tanti oggetti, tanto materiale che è effettivamente ancora attivo. Sì. E che funzionante. Sì, questa è anche una delle nostre missioni. Anche no? perché poi voi, come dicevi prima all'inizio, magari arrivano in condizioni magari un po' più, non dico disastrate, però magari non sono efficienti. Poi invece voi con la conoscenza tecnologica che avete del macchinario riuscite a ripristinarlo e a riportarlo alla sua originaria funzione. Perché vedi, questa è la nostra caratteristica. Il nostro non è un museo di collezione, cioè noi non facciamo collezione di oggetti. Noi attivo. Noi usiamo quegli oggetti per raccontare la storia di quegli oggetti. Ok. Quindi per noi è fondamentale che quegli oggetti funzionino. Come lo possiamo definire allora? È interattivo, un museo di memoria. Un museo di memoria. E noi cerchiamo tutti gli oggetti che ci vengono dati e li mettiamo in funzione. Cosa abbiamo qua, professore? Professore, direttore, ingegnere. Ok.
Allora, a sinistra abbiamo un televisore, l'abbiamo portato perché questa è una web TV, quindi quello è il papà sostanzialmente il papà. di o questa... il nonno forse. Sì, esatto, più il bisnonno anche bisnonno forse. Anche, mi sa. È una TV del 1965, una delle prime TV a transistor della Sony, che veniva usata per ricevere i segnali, i canali televisivi normali, ma è piccolina, portatile, quindi è oggettivamente un oggetto interessante dal punto di vista storico, dell'archeologia degli oggetti. Ecco, poi abbiamo davanti invece qualcosa che rappresenta più l'anima astronomica del nostro gruppo, dell'attività. Questo è un sestante della fine dell'Ottocento, funzionante, l'abbiamo restaurato, quindi funziona perfettamente e serve a misurare l'altezza degli astri sull'orizzonte, e con lo scopo nel 1800, al fine 800, 700, 800 di misurare la longitudine e la latitudine, quindi di trovare la posizione sulla Terra dei vascelli, delle navi o anche semplicemente degli esploratori che si muovevano sul territorio. È un oggetto molto interessante perché è in osso, la parte della graduata in osso, è preciso, molto, molto preciso, l'abbiamo restaurato, quindi lo usiamo anche per le dimostrazioni quando vengono le scolaresche, per mostrare come si usa uno strumento del genere, che adesso è perduto, nel senso che oggi nell'epoca del GPS e degli altri sistemi queste cose non si usano più. Chi le sa usare ormai è diventato vecchio e canuto come me, e però usarlo è divertentissimo. Anche questa cosa non andrebbe perduta, perché la conoscenza dell'utilizzo di questo strumento è incredibile cosa si può fare con questo piccolo oggetto qua, si può sapere dove ci si trova sulla Terra. E poi qui cosa abbiamo? Invece questo l'abbiamo portato anche per fare onore alla vostra emittente. Questo è un registratore a filo di acciaio funzionante, non ve lo posso far vedere funzionante, ma funziona, e registra la voce su un filo di questo acciaio. È americano? Sì, questa è una Webster Chicago. Sì. Electronic Memory, bello. Sono i primi tentativi di usare un supporto magnetico, poi è diventato il nastro, il tape magnetico. In questo caso il supporto è un filo di acciaio. La cosa incredibile è che quella bobina che contiene la voce ha una qualità di riproduzione veramente eccellente. Noi pensiamo che i vecchi dispositivi si senta tutto un po' gracchiante, no, assolutamente. Questa ha una qualità di riproduzione incredibile, perché è acciaio che corre velocemente, è inossidabile, corre velocemente, mantiene la capacità magnetica, e quindi è un capolavoro bellissimo. Veramente una meraviglia. Che dire che poi abbiamo un altro pezzo che tra poco arriverà. Ecco, lo mettiamo allora, visto che adesso poi faremo una canzone e lo sistemiamo. Lo prepariamo, certo. Vai. No, vai. Vado avanti. Vai avanti un attimo, che devo finire di perché ci sarebbe, visto che continuiamo con la regia, no, facciamo così. Ci ascoltiamo una canzone, così prepariamo il tutto. Esatto, sì, perché abbiamo un pezzo forte dopo. Sì. Andiamo. Wake up on brilliant days.
Eccoci, siamo di nuovo ricollegati in diretta su DJ Channel TV con la voce di Nord-Est. Ricordo sempre il numero della diretta 333 8786 429. Abbiamo appena ricevuto anche un messaggino. Buongiorno, ma che meravigliosa interessante trasmissione, bravi tutti, ospite soprattutto, sì, conduttrice e soprattutto anche la regia, quindi ringraziamo il nostro amico Giuseppe che tra l'altro possiamo dire fa parte anche lui del nostro gruppo, mi ci metto pure io, prima o dopo potete invitarmi a una trasmissione, certo, di vinilica, sei sempre perché io non sono capace di fare niente di vinili, però una non serata importa. Stai qui con noi una serata, guarda, cioè Nicola mi sta invitando in maniera con le sbracciate, invitiamo anche lui, cosa dici? No, ma volentieri. Vieni Gianpietro, assolutamente, a vedere come lavorano questi, guarda che sono veramente mi metto qua sul divanetto e insieme a te ci sediamo lì e guardiamo, certo, da ospiti che cosa succede. Volentieri. E invece adesso parliamo, perché sono lì che siamo proprio in trepida attesa di mostrare un pezzo che veramente è quello che dicevamo prima, che ha segnato poi tra l'altro anche è stato utilizzato da Alberto De Grandis. Questo è un giovane ragazzo che avrete avuto modo e che avremo modo di vedere anche al Mestre Book Fest, perché sarà lì ospite con Angelo Maggi, che è stato questo grande attore e doppiatore italiano che ha utilizzato solo questo oppure anche qualcos'altro del museo? Aveva altre dotazioni ma poi hanno tagliato le scene, però all'inizio proprio quasi in apertura c'è il personaggio proprio Angelo Maggi che è all'interno di questa baita in alta montagna, sì, sperduto in mezzo a una tempesta di neve, dove si sta ascoltando proprio questo brano. Si riesce a farlo suonare? Sì che suona, vero? E il suono originale proprio, adesso vediamo come stiamo funziona. Facendo tutto in diretta, tutto in diretta. Quindi adesso portate pazienza. Eccoci qua, vediamo, guarda che si vede le manovelle, il cigolio. Io penso anche alla soddisfazione per Gianpietro. Cosa dici di poter assolutamente mostrare? Per noi è sempre per voi cos'è questo? È la sua, diciamo, naturale collocazione nello spazio e nel tempo. Quindi è giusto che si veda, che si senta, che faccia la sua. Che meraviglia! Da brividi. Mi sa che bisogna girare la manovella. Certo, questo è il prezzo da pagare. Bisogna che qualcuno sia lì. Ecco, questo è, come si dice, pure wireless. Nel senso che non ci sono fili dentro, non c'è nessun filo. Giusto. Questo grammofono di che anno è? Questo è degli anni 30. Quindi era anche ben collocato nella scena. È giusto, era del 34 poi esattamente, esatto, la data nella scena dell'ospite. Di questo, esatto, cortometraggio che ha avuto tantissimo successo sia a livello
nazionale ma anche internazionale, perché stanno aspettando tra l'altro. Io saluto, non so se ci sta seguendo, però mi piacerebbe, magari lo chiamiamo, vediamo se riesco a intercettarlo. Alberto De Grandis è un ragazzo poco più che ventenne, che ha talentuoso, un mestrino, quindi se la gioca in casa il Mestre Bookfest, ha ragione, perché tante volte siamo profeti in patria, no? Quindi un giovane ragazzo che a livello nazionale si è riuscito a portare un pannofino, omaggi, a fare con lui questa grande opera, perché comunque al di là che siano, noi si parla sempre dell'importanza dei lungometraggi, poi in realtà i corti a volte sono anche, posso dire la verità, a parte che un corto ormai supera i 30 minuti, 40, quindi non è che sia proprio così corto. I lungometraggi ormai sono diventati quasi di 2 ore, perché l'altra sera sono andata a Cina a vedere Il Diavolo Veste Prada 2, posso dire non mi è piaciuto rispetto al primo, ammetto, come invece dobbiamo riconoscere, parlando di cinema, scusate ma io sono un'appassionata, il grande successo di adesso mi sfugge il nome che ha vinto 8 statuette del Davide di Donatello. Le città di pianura, che ha avuto l'hai visto? 2 volte, ecco, io l'ho visto 2 volte anch'io, una volta in televisione e poi sono andata a vedermelo al cinema. Le città di pianura, che 8 statuette, girato nel Veneto poi tra l'altro, quindi anche un riconoscimento della nostra regione, l'importanza di attori che poi hanno vinto miglior film, miglior attore protagonista, miglior attore, cioè ha vinto tutto, l'impossibile, e ricordiamo che Davide Donatello è l'Oscar del cinema italiano, quindi tanto di cappello anche al regista Sossi, appunto di origine bellunese, quindi città di pianura è uno spaccato veramente di quella che è la nostra vita, la nostra realtà, di ciò che sono le memorie, i ricordi, ma anche di quell'ultima bevuta di cui loro parlano sempre, ma che poi è sempre come un po' un ricominciare. Certo. Va bene, torniamo invece, quindi questo bellissimo reperto storico, che immagino lo teniate sottoteca. L'abbiamo portato qua in via eccezionale, proprio quindi, perché meritava l'evento. Ringraziamo vero anche sia da parte di Nord-Est anche da parte di DJ Channel TV di questa gentile concessione fatta dal museo della radio, appunto, di Marghera, il direttore che ha avuto questa gentile predisposizione, e andiamo. E invece voglio segnalare, proprio perché parliamo di scienze, permettetemi magari se siete interessati a partecipare, io vi invito il 20 maggio, quindi mercoledì prossimo, al mattino dalle 9:30 alle 12:30 presso l'M9, l'auditorium appunto Cesare De Michelis, si terrà una bellissima iniziativa curata da Mestre Mia, un'associazione molto importante nel contesto della città di Mestre. Ringrazio il presidente Andrea Sperandio che insieme all'ingegner Andrea Bigliotti che ha seguito e curato in maniera particolare proprio questo anniversario, che è il secondo, quello dedicato agli anniversari della scienza, e l'anno scorso era dedicato al nylon, i 100 anni del nylon. Quest'anno invece parleremo del mondo internet, con un primo progetto, quello nato nel 1966 dell'ARPANET, per poi arrivare al 1996 con la prima connessione di 10 milioni di computer in contemporanea, quindi dati storici molto, molto importanti che poi saranno, la cosa bella è che partecipano tantissime scolaresche, l'Istituto Stefanini, l'Istituto Pacinotti, con dei loro progetti, quindi te professore, se hai piacere di esserci, potrai vedere anche i progetti che questi ragazzi hanno realizzato a livello con i loro docenti. Ma poi ci sarà l'Università di Padova, l'Università di Venezia, con dei relatori che spiegheranno molto bene l'evoluzione di internet, come è nato a livello storico, ma poi la situazione attuale, e poi ovviamente anche Legambiente, l'impatto che questo ha poi anche sull'ambiente, sul territorio, eccetera. Quindi vi aspettiamo, io sarò la conduttrice di questo evento, quindi il 20 maggio, mercoledì prossimo, io vi aspetto, 9:30, 12:30, aperto al pubblico, gratuito, quindi potete partecipare all'auditorium M9 Cesare Di Michelis, appunto, del Museo del Novecento di Mestre. Scusate questa digressione, ma visto che parliamo di scienza mi sembrava giusto
collocarlo all'interno di questa cosa. Allora, volevo chiederti una cosa. Noi abbiamo festeggiato, vero Stefano, prima della mia partenza, la giornata avevamo fatto una puntata proprio insieme con il nostro Giuseppe dedicata ai 50 anni delle radio libere. Cosa ne pensi tu di questo? Eravamo nel 1976, certo. le radio libere, che cosa tu quindi direttore della storia del museo della radio, che cosa pensa di questa evoluzione? Come è stata questa? Perché ho visto delle persone, degli ospiti che erano qui con noi, che erano veramente esaltati, perché è stato un cambiamento epocale, quello di uscire da un monopolio ed avere l'opportunità di essere liberi nel raccontare. Certo, credo che quell'esperienza è stata molto molto interessante, anche perché era fatta da ragazzi. Quindi esatto. Erano anni in cui tu andavi in una radio e trovavi ragazzi di 24, 25, 26 anni che si improvvisavano in un'attività che fino a quel momento era stata invece di persone molto più mature, e quindi i contenuti che venivano fuori in quegli anni erano i contenuti dei ragazzi, e quindi raccoglievano anche i ragazzi. Tutti ascoltavano Radio Venezia, Radio Mestre Centrale, Radio San Marco, tutti ascoltavano la propria radio. Allora era Radio Milano, cos'era quella che avevano? No. Sì, come si chiamava? Radio Delta. Radio Delta? Sì. Sì. Io avevo antenna Radio Mestre Centro. Pappagallo. Radio Delta, sì. Radio Delta, ok. Radio Delta International, qualcosa del genere. Sì. Io avevo antenna Radio Mestre Centro. E tu, poi, anche tu eri là in mezzo, che già trafficavi. Certo. Dove lo volevi mettere, Stefano, se non in radio? Ero già lì, abbiamo aperto quella, poi ha cambiato nome, è diventata Rete Top 95 nel tempo, poi è stata chiusa. E nel frattempo poi c'era anche Radio Base San Marco Club. Radio Base San Marco, mamma mia. Storica, il Francone che non c'è più neanche lui, purtroppo. Certo. Parte di una storia, che poi lì insieme anche a Radio Venezia, Radio Mestre eccetera, era partito anche il canale 44, il mitico canale 44. Certo. La cosa bella secondo me era che erano quasi radio di quartiere, nel senso di quartiere, servivano un bacino comunque limitato, cittadino, ma erano molto frequentate e gente andava in studio a vedere, si presentava sotto le porte. Era il nostro social. Sì, esatto. Tu lo dici sempre. Quello questo. era il nostro social. Era divertente. Aspetta che sono arrivati altri messaggi. Allora, ancora dicono, ecco, quello che fa effettivamente effetto è che un grammofono degli anni 30, quindi in un contesto come quello in diretta su una web TV, il cerchio temporale che si chiude splendido. C'è questo commento di un altro ascoltatore, cioè questo significa che effettivamente il fatto che ci sia in un contesto così digitalizzato, no? Quello analogico ormai, tu dicevi prima, no? È un, come l'hai definito, un cosa hai detto prima? Esattamente, hai usato una parola tecnica contemporanea, hai detto però non saprei, però di sicuro. No, hai detto una cosa specifica che mi ha fatto riflettere, solo che adesso non mi viene, però. Allora, una cosa che. Un wireless senza. Vero? Sì, senza connessione. Infatti, questo è quello che facciamo quando vengono i ragazzini. Giusto. Quando vengono i ragazzini al museo, gli diciamo: volete sentire un vero disco wireless? Vero wireless? Questo è il vero wireless. Perché fili non ce n'è dentro. Esatto. E questo anche per loro è quasi incredibile. Loro non riescono a immaginare che non ci sia una batteria che fa suonare questa cosa. Non c'è una batteria, tutta meccanica, è solo meccanica. E suona, questo suona abbastanza forte, ma ne abbiamo uno al museo, quello una delle foto che ho mandato, che suona così forte che bisogna chiuderlo perché altrimenti fa troppo rumore, e questo è abbastanza incredibile per chi non li ha mai visti, e che si può fare anche senza. Ecco, questo è un passaggio importante che abbiamo un po' perso, diciamo. Sì, esatto, questo bisogna chiuderlo. Ci sono quegli sportellini sotto che sono il volume, quindi bisogna chiuderli perché altrimenti suona troppo forte, ecco. Ma dai, una cassa di risonanza praticamente. Esatto, esattamente. Ci sto entrando pure io. Ma io ti sto chiedendo anche voglio chiederti una cosa, proprio perché parliamo di modernità, di digitalizzazione, evoluzione, eccetera. Per uno che ha a che fare
con strumentazione, a parte che sei effettivamente uno scienziato contemporaneo, quindi che studi, cioè sei ambivalente in questa maniera, ma questa evoluzione così, passando dall'analogico al digitale eccetera, come la vivi tu che sei uomo di scienza? La vivi ovviamente come un'evoluzione, ma dall'altra parte anche un po' come un'involuzione, cioè c'è un'esagerazione di questo aspetto. Bisogna saper cogliere. Come bisogna fare? Bisogna cogliere il bene di entrambe le tecnologie. No? Noi arriviamo dalla tecnologia analogica, che ha dei limiti, per cui banalmente se dobbiamo registrare questa trasmissione su un supporto analogico non basterebbe un armadio grande come tutta questa stanza. Adesso questa cosa si può fare in un modo molto compatto, microchip, e quindi sicuramente questo ha un grande vantaggio, la possibilità di recuperare l'informazione, di cercarla, di poterla appunto gestire, manipolare, no? È molto importante. Ma per contro qual è il problema? Che se noi perdessimo oggi la possibilità di leggere questi supporti, li avremmo persi per sempre. Questi dischi sono del 1930 e li possiamo ancora ascoltarli perché sono semplici nella loro struttura, che nel digitale non sarebbe possibile. Che adesso Nicola lo sta soppesando, tra l'altro, e da quello che mi sembra di vedere che sia molto pesante. Che differenza c'è parlando? Scusate un attimo, sono oltre i 180 grammi. Ma spiegami perché, com'è cambiato il vinile nel tempo, cioè per l'uso del materiale, di cosa era fatto quello rispetto a quello di un vinile, non so, degli anni 70 piuttosto di uno contemporaneo? Da che tipo allora, da quello che so io semplicemente lo spessore. Lo spessore, però di che materiale è il vinile? Il vinile. Cioè, materiale plastico. Un plastico, un PVC? Sì, plastica, okay, sì, plastica. Plastica. Vuoi farlo vedere? Sì, fallo vedere. È una plastica particolare perché se cade si va in frantumi, quindi è una plastica che ha una certa rigidità. Sì. Esatto. Attento che non ti cada. No, certo. Però per contro, essendo abbastanza resistente e rigida, supporta il peso della puntina che si deve muovere su questa superficie senza rovinarla, no? In realtà ogni volta che lo ascolti è una volta in meno. Esatto. Perché tutte le volte vai a consumare. Sì, inesorabilmente questo disco finirà. Noi lo usiamo con parsimonia, cioè lo facciamo ascoltare con parsimonia, però questo è il problema che ha il vinile, ecco, cosa che un supporto digitale non ha. Ecco, può essere replicato 1.000 milioni di volte, uguale sempre alla prima. Questo non si può replicare, cioè adesso non è più possibile replicarlo. C'è da considerare anche un'altra cosa, che le puntine dei giradischi attuali vengono regolate da un peso, quella lì no. Assolutamente, quella pesa, va appoggiata esatto, con tutto il suo peso. Esatto. Io so solo che ho spaccato tante puntine a mio papà, poveretto, perché era un appassionato di dischi di vinili, anche lui aveva un Pioneer, lui aveva questo tutta la struttura, casse, eccetera, tantissimi dischi, ogni tanto si spaccava una puntina, e dopo quando andava lui ad ascoltarci, ma io mi hai rotto la puntina, non mi dici niente, e io ovviamente, oltre ad aver strisciato il disco magari, no? Sì. Pensate che ho rotto anche un disco, tra l'altro, che era quello, scusami, di cos'era la trasmissione, quella con Fonzarelli, cos'era? Happy Days. Avevo proprio il disco con tutte Sunday morning, Tuesday, cioè io lo ascoltavo a manetta finché a un certo punto secondo me è esploso. Si è autodistrutto anche la puntina. Pensate, che poi una volta c'era anche il mangiadischi, tra l'altro. Sì, altro che. Ieri sera, quando abbiamo preparato il materiale per oggi, Gian Pietro Bozzolan, che è uno dei nostri, diciamo, dei tecnici che lavorano lì da noi, tra l'altro l'artefice di un bellissimo modello della nave Elettra, prima di darmi il materiale ha detto ho sostituito la puntina, perché la puntina di questi grammofoni deve essere assolutamente affilata, perché deve appoggiare sul fondo del solco, perché se non appoggia sul fondo del solco rovina la traccia, quindi deve avere una punta estremamente affilata per potersi appoggiare, certo. E poi il movimento del solco la fa vibrare, cioè deve inserirsi nel solco. Sì, ho visto che era Nila Pizzi la cantante di questo, certo. con etichetta Cetra, poi tra l'altro, eccola qua, Anima e Core, Desposito
Manlio, canzone ritmo lento, Nina Pizzi, Angelini e 8 strumenti e poi altre informazioni. Sì. Ma che bello. Facciamo vedere anche la puntina. Così ci rendiamo la puntina conto. se riesci a mostrarla, però è un po' delicato. Attenzione. Basta solo che si avvicini con la telecamera. Se riesci a vederla, sì, certo. Sì, vediamo se riusciamo. Eccola qua. Però è bella grossetta, però. Sì, è una punta di acciaio, spessore, assolutamente. Sì. Tenti a non pungervi perché sì, pungono. punge molto, sì. Parecchio, sì. Bene, cosa poter dire di più? Allora, tu vorresti dovremmo parlare appunto anche ovviamente del planetario, perché è un corpo a parte, ma è sempre, diciamo così, incluso all'interno del museo. Sì. Ma tu so che volevi fare anche qualche esperimento, se non sbaglio c'era qualcosa ma è collegato a questa parte o alla... No, per quanto riguarda adesso il materiale chiudiamo un attimo. Abbiamo chiuso. Andiamo solo una cosa solo. Gli ultimi oggetti che chiudiamo. Sì, esatto, hai ragione Stefano, scusami. Cosa sono questi? Ok, allora questi sono oggetti che noi abbiamo lì in esposizione al museo, che vi invito naturalmente a visitare, e abbiamo una valvola, quindi se vogliamo indicarla, quella più piccola, quella lì, sì, no, il più grande. Quella più grande? Sì, quello è un triodo, è un vecchissimo triodo, uno dei primi. Cos'è un triodo? Un triodo è appunto una valvola che ha la funzione di amplificare deboli segnali. Quando hanno iniziato a studiare il fenomeno, che anno è quello? Quella è degli anni 30, okay, anche questa, sì. E hanno capito che si potevano manipolare gli elettroni, che sono queste particelle microscopiche veramente non visibili, i fondamenti della nostra struttura fisica, certo. E questi elettroni possono essere manipolati, possono essere governati e fatti passare attraverso una struttura che è quella della valvola per ottenere una amplificazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che se i segnali sono troppo deboli e non sarebbero gestibili, non riusciresti a sentirli con l'orecchio in un amplificatore, la valvola amplifica questa cosa e rende udibili ad esempio segnali che altrimenti non riusciresti a sentire. Quindi le prime radio che venivano costruite usavano questi strumenti, che sono un eccellente laboratorio di fisica. Proprio funzionano con un principio fisico molto semplice, che si può capire molto facilmente. Naturalmente adesso non possiamo spiegarlo, ma è molto semplice, si può capire veramente bene, e questo è stato l'inizio da cui tutto è partito. È partito la radio, è partita l'elettronica, sono partiti i computer, è partito tutto da questi oggetti qua, dall'effetto termoelettrico e con l'avvento delle valvole. Mentre l'oggettino più piccolo che vedete davanti, che sta indicando in questo momento, questo è la galena. Questa è una struttura veramente divertente. C'è un piccolo cristallo che si vede, forse adesso non si vede, ma sulla base del cilindretto, e c'è un piccolo baffo di acciaio, una piccola punta di acciaio che tocca il cristallo. Ecco, lo sta muovendo in questo momento. Ok. Questa è stata la prima, il primo semiconduttore, cioè l'evoluzione del diodo della valvola che vedete lì, da cui è iniziata l'epoca dei semiconduttori, quella che attualmente noi siamo immersi, ecco. E quello è il rivelatore a galena che serviva per ascoltare la radio quando durante ad esempio la guerra non c'era modo di avere batterie, di avere ricevitori ed altro. La gente tirava un filo fuori dal balcone, andava avanti 30-40 metri, poi attaccava questo dispositivo, questo piccolo baffetto che toccava il cristallo, e insomma con un processo un po' complicato che adesso non vi dico, ma con quell'oggetto lì si poteva ascoltare in cuffia Radio Londra, le prime radio in onde medie nazionali, insomma si ascoltava la radio. Ma lo sai che l'antenna a filo si ascolta ancora, si usa ancora? Sì, certo. Io ne ho una da 20 metri a casa. Sì. Non si butta via niente, no, voglio dire, funziona molto bene. Certo. Cosa ascolti? Non è che ascolto, ci parlo pure anche, ci trasmetto sopra. Sì. E sei finita nel posto giusto. Ha fatto una buona scuola. Sì, effettivamente sono sempre più sorpresa da queste vostre passioni. Ascolta, facciamo una pausa musicale. Facciamo una pausa musicale, sì. Dai. Sì, assolutamente. Ci rifociliamo un attimo. Bene, andiamo.
sveglio ed è passata solo un'ora. Non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona. E forse me lo merito, la vuoi la verità? Ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica. Mi sento scossa, ma quanto male fa, come morire ma non capita. Sinceramente quando piango, anche se a volte mi nascondo, non mi sogno di tagliarmi le vene. Sto tremando, sto facendo un passo avanti e uno indietro, di nuovo sotto un treno. Mi piace quando piango, anche se poi cadesse il mondo, non mi sogno di morire di sete. Sto tremando, sto lasciando dei chiari di luna indietro, e tu non sei leggero. Sinceramente, solo tu spegni sigarette su velluto blu, mi lasci sprofondare prima e dopo su. Appena mi riprendo ti lascio un messaggio adesso. Sinceramente quando piango, anche se a volte mi nascondo, non mi sogno di tagliarmi le vene. Sto tremando, sto facendo un passo avanti e uno indietro, di nuovo sotto un treno. Mi piace quando piango, anche se poi cadesse il mondo, non mi sogno di morire di sete. Sto tremando, sto lasciando dei chiari di luna indietro, e tu non sei leggero. Sinceramente, ma sono solo parole dopo il vuoto. Sono bagliori, non è oro. Sinceramente quando piango, anche se a volte mi nascondo, non mi sogno di tagliarmi le vene. Sto tremando, sto facendo un passo avanti e uno indietro, di nuovo sotto un treno. Sinceramente, e non hai mai capito quando mi sento male, quando sai già che tanto se ti mando solo un messaggio, 2 parole, c'è scritto sul finale. Sinceramente c'è da dire che è una bellissima puntata. Siamo in diretta sulla Voce di Nord-Est, su DJ Channel TV. Siamo in diretta, non su diretta, siamo in diretta su appunto DJ Channel TV, e ricordo il numero di diretta a cui potete chiamarci, che è 333 8786 429. Ricordo la mail invece di Nord-Est, che è info@nordest.it, il nostro sito, che domani domenica troverete tantissimi nuovi articoli, che è www.nordest.it, dove troverete tantissime novità, tantissimi articoli. Allora, con il nostro direttore del museo appunto della radio di Marghera, e quindi museo della radio di, diciamo esattamente come si dice, del Padre Ruggero e Scuola di Padre Egidio, allo stesso tempo lui è stato anche quello che ha fondato nel 79, dicevi, il gruppo di Astrofili, Guido Ruggeri se non sbaglio, di Mestre, sì, e Marghera, sì, che anche questa è un'altra passione. Certo. Allora, sono 2 ambiti che diversi, che però si intersecano tra di loro. Allora, la passione quindi come insegnante di elettrotecnica, di radiotecnica, poi allo stesso tempo la passione per l'astrofisica. Quindi
la passione anche per la fisica, ovviamente, immagino, certo, perché è la base dello studio poi anche degli astri, eccetera, sì, perché senza la fisica effettivamente è un po' complesso il discorso, perché bisogna avere anche formule particolari matematiche per poter accedervi, giusto? Assolutamente. Io vengo dal liceo scientifico, quindi almeno qualcosa mi è rimasto, perché sì, l'ultimo anno è tutto dedicato proprio allo studio dell'astronomia, quindi certo, e ho avuto anche un bravo insegnante che me l'ha fatta piacere, devo dire la verità. E quindi parliamo un po' di come è nato, da come ti è nata questa idea di coinvolgere, probabilmente sarà nato anche lì, come sempre le cose nascono sempre come 4 amici al bar, no? Che a un certo punto dicono: ma perché non facciamo questa cosa? E poi da lì invece diventa una cosa anche poi sempre più complessa, sempre più grande, perché anche so che anche il planetario che avete lì è molto visitato, anche esso dalle scolaresche, anche esso dal pubblico. Sì. Quindi raccontiamo un po' com'è nata questa avventura e perché. Beh, devo dire una cosa, l'idea degli astrofili è un'idea che già Egidio aveva in testa. Egidio aveva già il suo telescopio. Talmente tanto... Era un eclettico, no? Quindi in qualche modo aveva già la passione. Infatti lui si era preso, aveva un telescopio personale suo, e quando a metà degli anni 70 venne in contatto con Giampaolo Gambato, che fu il nostro presidente, insomma, all'epoca, e poi con la scuola, la disponibilità che la scuola aveva di spazi, perché la scuola ad esempio il sabato non era aperta, era chiusa. Quindi a un certo momento con padre Ruggero e Gambato si misero d'accordo per diciamo, offrire a questo gruppo un posto dove stare. E quindi si è iniziata un po' l'attività all'epoca appunto con Gambato, e poi io ero uno studentino del liceo anch'io, e con questo gruppo di persone abbiamo detto: beh, a questo punto abbiamo il posto, facciamo l'associazione. E quindi a quel momento il frate ben ha visto la cosa, perché lui è un appassionato, anche padre Ruggero naturalmente, e quindi lì è nato questa simbiosi. Sì, è una simbiosi vera, nel senso che c'è uno scambio continuo tra i gruppi, e tant'è che poi questa cosa ha portato alla costruzione del planetario, che è stato aperto nel 1984 in una forma molto diversa da quella che è adesso, ma la struttura rimane la stessa naturalmente. Il progetto è ancora quello originale, ma l'abbiamo aggiornato, modificato, cambiato, reso fruibile da tutti. Adesso si pilota con un'app dal cellulare, ovvio, con tutte le evoluzioni. Esatto, però abbiamo mantenuto quella struttura, e grazie alla capacità anche tecnica, tecnologica delle persone che afferiscono al gruppo siamo riusciti a costruirlo da soli. Quel planetario non dipende da nessuno se non da noi, quindi lo smontiamo, lo rimontiamo, lo aggiustiamo. Questo qua, sì, eccolo qua. Questo è il nostro gioiellino. Ci stanno 25 ragazzi delle scuole, quindi una classe, ecco. Lì dentro mostriamo le stelle, mostriamo le stelle del cielo durante della notte. Mi pare anche un'immagine. Cioè, quindi i ragazzi vengono di sera a vederlo, cioè no, vengono di giorno. Di giorno, però al buio, oscurato. Fa buio. Quello che vedete al centro, ecco, questa è l'immagine che viene fuori. Bello. Quella è la sfera che è stata costruita da Gambato. Ogni buchetto che vedete nella sfera dentro c'è una piccola sorgente luminosa, ogni forellino rappresenta una stella, sono state messe lì nel posto giusto, ovviamente, sono state bucate correttamente col trapano, ce ne sono 1500 fori, ognuno di diametro diverso, perché poi le stelle hanno luminosità diversa, e l'effetto che vedete sulla cupola esterna è quella di un cielo stellato, in cui noi possiamo raccontare le costellazioni, la storia delle costellazioni, come ci si orienta nel cielo, e i ragazzini, le persone che vengono lì, rimangono sempre affascinati. Questo è un planetario, come si diceva prima, analogico, questo è un planetario puramente analogico, non ci sono proiettori, non ci sono... Da così? Esatto. Così. Esatto, però questo ci rende un cielo, vi invito a vederlo, una sera autentico. Vedete un cielo che oggettivamente sembra di essere fuori, e questo dà una grande emozione. Vi assicuro che giochiamo anche su questa cosa, perché quando viene buio c'è questa luce che diventa quella del tramonto, quindi l'orizzonte diventa rosso, e poi viene buio e appaiono le stelle, e i ragazzini, e non solo i ragazzini, rimangono tutti incantati. Ma questo poi, il fatto che magari le condizioni atmosferiche non siano buone, perché è un proiettore questo, è come se fossimo dentro questa stanza, anche se fuori piove,
qui riusciamo a proiettare il cielo. Beh, ad esempio a me capita molto spesso. Praticamente, Federica, sotto quella cupola lì, vedi, all'interno della stanza. Sì, sono là dentro, certo. Quella bianca che si vede lì viene proiettata al cielo. Io ho visto il planetario che mi avevano portato proprio l'ultimo anno in quinta a Milano a vedere quello di Milano, che è veramente incredibile, enorme. Sì, lo è, 25 metri. Qui invece che diametro abbiamo? 4 metri, è piccolino, 4 metri, però vi invito, venite a vederlo perché dà emozione. Effettivamente le classiche, le scuole che vengono sono parecchie, avete tanta affluenza. Certo, abbiamo circa 100 studenti alla settimana. Ma però... Sì, perché 2 classi in 2 giorni. Sì, e per fortuna abbiamo un bel gruppo di astrofili, certo, che sono a disposizione. Che ringrazio sempre perché sono assolutamente eccezionali, che si rendono disponibili proprio per gestire questa attività. E non è facile, vi assicuro. E una cosa importante, ci tengo a sottolinearlo, nessuno degli operatori del museo e del planetario percepisce nessuna forma di rimborso. Quindi tutto quello che noi riusciamo a recuperare da queste attività viene usato esclusivamente per la manutenzione della struttura. Perché quindi altrimenti non ce la faremo. Volontariato. Assolutamente, pagano il parcheggio, per dire, okay? Quindi se c'è il parcheggio fuori, striscia blu, ognuno si paga il suo. No, è bello pensare che ci siano persone che effettivamente dedicano proprio per la passione, per l'interesse che hanno magari per una materia, per un argomento eccetera, il loro tempo che magari potrebbero dedicare assolutamente a tempo libero, ma quello, se quella è una passione, il tempo libero lo trascorrono facendo la cosa che gli piace di più. È un circolo virtuoso in questo caso, perché tutti partecipano perché la sentono propria. Questa cosa. Certo. Ognuno ha la conoscenza completa di questa struttura. Quindi i ragazzi, voi avete ospitato ragazzi soprattutto di quale target? Guarda, vengono dalle materne. Dai, abbiamo fatto i bimbi piccoli, assolutamente, le elementari divertentissime da fare, perché loro sono divertentissime, alla scoperta di tutto. Assolutamente, e le medie naturalmente, anche le superiori. Abbiamo gruppi anche di ragazzi con disabilità, quindi vengono, facciamo vedere. Poi c'è sempre l'attività del museo, quindi siccome ce ne stanno 25 dentro e vengono 2 classi, non ci stanno tutti dentro. Allora fate un combo. Esatto, un gruppo fa il museo, quindi osserva tutti gli esperimenti di fisica che Aldo Agnoleto e gli altri collaboratori fanno, poi ci fa una pausa, una merendina e poi si scambia e si va a vedere il planetario. Quindi riusciamo a fare 2 classi in una mattinata, quindi insomma è una cosa importante. Vedo che tutti poi ci chiedono continuamente di venire a visitarlo e quindi lo so, funziona. Questo che c'è la lista d'attesa praticamente. Sì, abbiamo una persona, Lilia, che saluto, che si occupa proprio dell'organizzazione delle arrivi, insomma. Ascolta, ma allora questi ragazzini che parliamo un po' anche del fascino che il mondo dell'astrofisica, dell'astronomia incute anche a volte nell'uomo, perché c'è un rapporto con l'universo, no? Certo. Nel momento in cui tu osservi la cupola celeste, tu sei un nulla quasi, no? Certo. Quindi l'uomo in qualche maniera diventa un tutt'uno con l'universo, ma allo stesso tempo si differenzia come una microparticella di questo universo. Assolutamente. Come spiegate questa cosa ai ragazzi? Cioè, come riescono i ragazzi a intuire che perché poi lo capiranno ovviamente specialmente i più piccoli, ma magari i ragazzi delle superiori questo lo sanno già perché tra studi di fisica o altro, ma magari per quelli più piccolini capire quanto lontana ad esempio è una stella che parla di milioni di anni e noi la vediamo adesso, no? Allora queste cose sono, per i ragazzini più piccoli si fa solo a livello di gioco, cioè si raccontano le storie delle costellazioni, ma si parte sempre da dove sono loro, quindi anche gli si dà soprattutto la consapevolezza di dove sono sulla Terra, quindi si cerca di fare più che l'astronomia e la geografia, si cerca di far capire loro come si muove il Sole, come si muovono le stelle, ma dal punto di vista dell'osservatore non si va più di tanto in là, perché fai confusione altrimenti, no? Sono piccoli. E per i più grandini invece ci sono delle tecniche in cui si fanno dei paragoni, no? Quindi si dice, se tu fossi un foglietto di carta piccolino, l'atmosfera sarebbe 1 centimetro, quindi si cerca di portare alla dimensione umana oggetti che non sono alla dimensione umana, scalandoli, quindi si fanno le scale di paragone.
così riesci a dare un'idea di dove ti trovi, di quanto distante è, insomma. Mentre per i ragazzi delle superiori che sono già più avvezzi diciamo alla materia, avendo studiato fisica, certo, oppure astronomia per l'ultimo anno magari, lì invece si affrontano i temi un po' più precisi, quindi non so, si fa la spettrografia delle stelle, si guarda lo spettro, si guarda, perché possiamo fare gli spettri, possiamo mostrare ai ragazzi le righe di assorbimento, adesso sto dicendo delle cose naturalmente un po' complesse, assorbimento, emissione, come sono fatte le stelle, i buchi neri, parliamo di cosmologia, delle teorie sull'evoluzione dell'universo, eccetera eccetera. Ci sono diversi livelli, ovviamente le persone che fanno questo tipo di attività sono ben addestrate da 40 anni di presentazioni, quindi si adattano sempre sulla scala. Io c'ho sempre in testa il paralasse. Il mio professore aveva sto paralasse in testa, non mi ricordo esattamente cosa fosse, ma misurava una certa distanza la distanza dalle stelle. Esattamente, sì. Che poi sono milioni anche di anni. A noi arriva un puntino di luce che però arriva da milioni di anni luce, certo, di distanza. Certo, ci sono strumenti, poi con gli strumenti si va molto indietro nel tempo, perché nello spazio significa andare indietro nel tempo. E quindi si raccolgono informazioni da istanti remoti dell'universo. Ascolta, invece per quanto riguarda la scoperta, ad esempio, non lo so, delle varie costellazioni, che sono sempre quelle che affascinano un po' di più, no? Certo. C'è la scoperta, non so, dell'Orsa Maggiore, certo. Cioè, allora lì come funziona? Gliele indicate o vanno loro alla scoperta? Facciamo un gioco. Fate un gioco anche in quel caso. Facciamo un gioco in planetario, che è una cosa abbastanza divertente. Facciamo creare a loro le costellazioni. Quindi chiediamo a loro, diciamo, ma secondo voi questa roba qui che cosa assomiglia? A un tavolino, al cassonetto delle immondizie, e poi diciamo, ecco, vedi come tu hai costruito questa immagine, qualcuno prima di te l'ha fatto e ci siamo messi d'accordo tutti che quella è l'orsa maggiore, quello è il leone, questo è il cigno, e così, e poi gli facciamo vedere come invece l'astronomia degli antichi ha disegnato nel cielo, peraltro la nostra astronomia, quella occidentale, perché poi andiamo a vedere quella cinese, quella degli indiani, ci sono tantissime variazioni. Esatto, quindi insomma anche quello è interessante, vedere come ognuno ha poi disegnato quello che voleva. Bene, facciamo una pausetta. Cosa dici, capo? Certo. Sono le 11:34 e 2 secondi, quindi siamo allineati perfettamente. Andiamo con un brano. Che cosa ci proponi? Ci ascoltiamo Christina Aguilera con Beautiful. E siamo arrivati quasi alla fine, mancano pochi, insomma, una ventina di minuti, sono le 11:37, quindi abbiamo ancora un po' di tempo per parlare. Abbiamo appena sentito questo bellissimo brano Beautiful, appunto, di Christina Aguilera, che a me piace molto, un brano carico di significato, carico di valore, veramente importante, soprattutto per per tante fasce, tante persone che soffrono in questo momento, che hanno insomma delle paturnie, diciamo così, personali, interiori. Ma siamo qui per parlare di radio, abbiamo parlato anche fuori onda anche dell'importanza della TV, appunto, di DJ Channel TV come web TV, e dell'importanza che questa sta assumendo, no? È giusto parlarne anche al nostro pubblico, anziché solo fuori onda, perché vero Stefano, cioè quando hai deciso di intraprendere, adesso parlo un po' con lui, no? Certo. Perché lui è il presidente di questa realtà, che devo dire, parliamo sempre magari di altri, ma ricaviamoci adesso 2 minuti, visto che abbiamo l'opportunità un attimo di averne parlato, e l'importanza di quello che tu hai voluto creare insieme a questo gruppo di persone che ti hanno seguito e che hanno deciso con te di iniziare questa avventura, cioè tu, uomo che ha sempre fatto molta radio, a un certo punto hai deciso di iniziare con una web TV, che è anche questo un esempio di lungimiranza, perché ovviamente venendo da una scuola, io nasco dall'analogico. Nell'analogico, però tu hai capito che il digitale ormai è diventata è l'evoluzione. Allora spieghiamolo ai nostri. Io l'ho vissuto anche in telefonia, sono partito dall'elettromeccanica fino a tutto il resto. Tu sei un uomo che fa parte, diciamo, di questo settore, no? Sì. Quindi la scelta che avete fatto di
questa trasformazione da dove è partita e perché gli altri ti hanno seguito? Poi ti ho seguito anch'io, perché ovviamente anche un Nord-Est abbiamo scelto di una web TV piuttosto che una radio o qualsiasi altra cosa, o una TV normale, per dire, ad esempio. A prescindere che ormai è una naturale evoluzione, diciamo, della tecnologia, no? Tu considera che ormai ci sono solo smart TV collegati ad internet, fare un'app e metterci dentro un segnale ci vuole poco. I giovani, i più giovani soprattutto, sono molto orientati all'utilizzo delle app, non più dei device, dei device e tutto quello che ci va dietro. E comunque sia, l'idea è proprio quella di doversi anche un po' distinguere da quella che è la massa, perché noi comunque siamo sul territorio, vogliamo rappresentare il territorio, oltre che dare cultura, informazione e tutto quello che ci va dietro. Ma siamo anche oltre. Perché arriviamo dappertutto, con questa tecnologia si arriva dappertutto e quella è una cosa bella. Poi ho trovato un gruppo di io li considero amici e soci che sostengono con me sta cosa. Abbiamo appunto fatto l'ODV, siamo in 10 per il momento, poi siamo in crescita, si vedrà, e ci stiamo mettendo l'anima e il cuore per sta cosa. Questo perché questo è solo l'inizio. Questo è solo l'inizio, quindi un grande in bocca al lupo, soprattutto perché state lavorando con grande entusiasmo, passione, cuore, testa, quindi c'è tutto. E secondo me nell'arco di io parlo anche rivolta adesso al nostro ingegnere, professore, direttore, tutto, e io lo butto lì anche la collaborazione con quella che era la mia vecchia scuola, da dove sono partito. Da cosa noi siamo qui aperti, vero Nicola? Perché effettivamente ogni volta che ti porto qualcuno, poi alla fine ti porta anche bene. Certo, assolutamente. Tu sei la mia fortuna. Io sono un portafortuna io sono una specie di, come si dice, portachiavi, portafortuna, ok? Fai parte di questa famiglia? Sì, assolutamente, da sempre. Mi sento, infatti, quando io vengo qua il sabato mattina è come se entrassi praticamente in una stanza. Ormai lo studio è diventato, a parte il bottone qua che devi toglierlo, quelle sono cose che risolveremo. Però una volta non c'era. Sì, c'è sempre stato. Sono io che mi muovo di più. Esatto. Una volta poi ti sei sciolta un po' di più rispetto all'inizio. Io ho visto che l'altro ieri sono andata a vedere delle puntate di 2 anni fa, parlavo così. Cioè non guardavo mai la televisione, poi dicevo ma perché non alzo la testa? Perché non lo so, vabbè. No, perché eri abituata solo con la radio, no? Forse bravo, questa è l'evoluzione con la radio, col video, il video, quindi adesso devo cercare di essere più, vabbè. Allora abbiamo come ospite, super ospite, che ci ha fatto veramente secondo me una lezione di, possiamo dire, elettrotecnica, di aiutatemi con i termini perché voi siete dei nerd specifici. Hai visto come si sono aggregati subito quando gli ho detto vieni? Non ha mica detto di no. Ma perché la loro è una loro passione, capisci? Cioè, quindi ecco, queste sono le persone che mi stanno siamo dietro. Passati all'astrofisica, alla fisica, però lì c'è anche una che io la sto vedendo, visto che stavamo chiudendo il discorso del planetario, una carta geografica, una carta si può definire, ecco, che è stata poi tra l'altro disegnata a mano proprio da Guido Ruggeri, da cui noi abbiamo preso il nome, insomma è una strofilo. Ecco, adesso si vede perfettamente bene, eccola qua. Allora, questa riproduce la luna. Esatto. La luna in tutte, cioè questo signore praticamente ha ricostruito piano piano tutti i crateri. Sì, li ha disegnati uno per uno con il loro nome. Assolutamente, anche, perché ciascuno ha il proprio nome, certo. Vedo anche poi con i mari. Cioè io credo che sia veramente un'opera d'arte. Sì. Di che anno è questa? Del 58. Del 58. Io credo che la NASA dovrebbe guardarsi questa piantina. Sì, ma è stata ha avuto autoriconoscimenti. Sì, è un disegno molto, molto famoso di Guido Ruggeri, che abitava in Corso del Popolo a Mestre. E quindi dalla sua terrazza, insomma, faceva le osservazioni negli anni 50-58, ecco qua, Venezia Mestre 58. Disegnato e fotografie degli osservatori di Parigi. Sì. Venezia Mestre 1958. Adesso guardate, vedete. E poi faceva riprendeva la luna, se la ridisegnava a mano tutta quanta, osservandola anche dal telescopio di casa sua. Ma doveva sapere anche esattamente però tutti i pezzi, la nomenclatura ufficiale della UAI, l'Unione Astronomica Internazionale, conforme l'elenco dato da Notes of the Names of Lunar Formations adopted in
Sì, cioè, quindi aveva tutta aveva tutto quello il materiale che gli serviva, insomma. Sì. E lui è famoso anche, Guido Ruggeri, per le sue osservazioni anche di Marte. Lui ha fatto un libro, aveva pubblicato un libro, e la sua grande passione oltre alla Luna era soprattutto Marte, e i suoi disegni di Marte sono stati importanti, ecco. Marte, sì, è stato usato anche proprio poi per fare, naturalmente non è stato usato il disegno di Guido Ruggeri, ma hanno usato anche le sue immagini, i suoi disegni. Ma Marte poi è, rispetto alla Luna, voglio dire, caspita, è un pianeta che la Luna è un satellite, quindi che certo, Marte è distante, cioè, quindi sì. Con quale mezzo? Cioè sempre con un telescopio dico un po' più potente, immagino. 25 centimetri, un telescopio di grandi dimensioni per l'epoca, perché all'epoca era un telescopio di una certa dimensione. Sì. Ma la cosa importante, tra l'altro, è che noi quel telescopio ce l'abbiamo, cioè Guido Ruggeri li ha donato. Ce l'avete? Ce l'abbiamo noi al museo. Ecco, pensate, quindi altro strumento da andare a vedere. Sì. E lui appunto è stato molto importante per la città, ovviamente, perché è stato uno dei pionieri, insomma. Ecco qua c'è anche la storia di Guido Ruggeri. Io ringrazio appunto il nostro amico Nicola Maso, che effettivamente ci sta proponendo queste immagini con le riprese insieme a Luca Romeo. Poi magari facciamo una scansione e ve la leghiamo. Sì, che così poi. Sì, molto molto interessante. Grazie Nicola, grazie Guido. Guido, buonanotte. Pensate che addormento. Scusate. Pensate che la cognata è di fermo. Sì, bravo, tranquillo. La cognata di Guido Ruggeri è stata la mia insegnante di matematica delle medie. E non lo sapevo, ovviamente. E quando l'ho scoperto ho detto, io sono nel circolo degli astrofili di Guido Ruggeri, e la mia insegnante di matematica era la sua cognata. È una cosa molto, molto interessante, insomma. Va bene, allora adesso siamo alle 11:47, quindi stiamo così per chiudere. Volevo chiederti progetti futuri per quanto riguarda sia il museo sia per quanto riguarda il planetario. Che cosa avete? Cosa bolle in pentola, se si può dire? Sì. Beh, allora forse lo saprete, ma in questo momento i frati a Marghera non ci sono più. Hanno lasciato la struttura perché c'è un problema vocazionale, diciamo, e quindi noi siamo diciamo i custodi di quella memoria, della memoria dei frati. E finché sarà possibile, naturalmente i mezzi che abbiamo sono quelli che non li abbiamo, di fatto non abbiamo sovvenzioni da nessuno, però riusciamo comunque a mantenere attiva questa struttura grazie comunque alla lungimiranza dei frati, che pagano le bollette, che ci danno l'energia elettrica, il gas, queste cose qua. E non è poco. Esatto, e noi contribuiamo a questa cosa perché parte dei soldi che raccogliamo poi li diamo là, perché le spese ci sono, voglio dire, no? Certo. D'inverno devi comunque scaldare. Considerate che la struttura non è grande, è impossibile scaldarla, no? Quindi se venite d'inverno dovete sapere che dovete venire coperti, perché fa freddo il museo. Ma è così che conserviamo, ecco, il museo si conserva anche per le temperature rigide. Questo è tipico sempre di musei, Esatto. Perché il calore distrugge particolarmente, va a deteriorare i materiali, Però ecco, finché avremo il sostegno dei frati e che vorranno mantenere viva questa struttura, io credo che non molleranno mai. No, credo anch'io, perché è la loro memoria, è il loro patrimonio, e noi lo custodiamo molto volentieri e lo teniamo a vivo, lo aggiustiamo, ripariamo, manteniamo. Pensate che abbiamo avuto una signora di Mantova che ci ha donato 120 apparecchi radio della collezione del papà, e li ha donati a noi perché ha ritenuto che fra tutte le persone del nord Italia che potevano ricevere quel materiale noi eravamo quelli più meritevoli. E ce li ha donati, una collezione che ha un valore, un pregio molto importante alto, perché sono pezzi bellissimi, tutti conservati perfettamente, che arriveranno in museo il 28 di giugno, perché stiamo organizzando il trasporto e dobbiamo trovare anche il posto dove metterlo. Ma quanti pezzi avete nel museo?
Mi fai una domanda difficilissima. Li abbiamo catalogati sicuramente più di qualche migliaio, e non possiamo esporli tutti perché gli spazi sono limitati. Quindi abbiamo una soffitta. Ma non ci sarebbe l'idea di ampliarlo questo? Magari sì, con il tempo, magari sì, con... magari se qualche amministrazione ci dà una guarda, mano. non volevo dirlo io perché effettivamente l'amministrazione sarebbe importante, perché effettivamente, visto che avete anche un impatto importante sulla scuola, sulla didattica, eccetera, sì, sarebbe opportuno che magari qualche amministratore, che tra l'altro adesso siamo anche in campagna elettorale, che magari si sensibilizzino maggiormente, ma che poi non siano soltanto parole, ma che poi le portino a compimento queste cose. Certo. Devo dire che abbiamo ancora comunque la fortuna di questa ottima simbiosi con i frati è la proprietà. Ma i frati sono nati a Padova allora? No, o dove sono? Sì, hanno una sede a Milano, hanno a Saccolongo la loro casa. Anche a Campo San Piero? No? Hanno ancora dei conventi, ovviamente c'è la Vigna a Venezia. Certo. E adesso c'è la diocesi. Anche quello di Mestre, no? E però quelli sono cappuccini. Ma vengono ogni tanto a fare un giro? Sì. Okay. Fra Mariano, che è il nostro referente dei frati, e che è la Roccia, la nostra Roccia. Ciao Fra Mariano. Esatto, lo salutiamo sempre. E lui è, diciamo, il nostro riferimento, e con lui abbiamo il canale aperto con i frati, e quindi lui viene spesso, poi ci sentiamo online continuamente. E adesso c'è la diocesi, che è una parte della struttura che sta utilizzando per delle attività sociali importanti, molto importanti, e con cui faremo sicuramente una nuova simbiosi, un nuovo coordinamento per mantenere vivo tutto quello che c'è dentro, la ricchezza di tutto quello che c'è. Altre novità? Scusami, ho un ricordo di una bobina di Rai in onde medie, c'è ancora? Assolutamente. Una bobina era del trasmettitore Rai di Campalto. Di Campalto, esatto. Sì, e funziona. La bobina funziona sempre. È ancora lì. È attaccata col filo e si sente ancora la radio. Ma tu non sei andata a visitare questo museo? Sì, ma molti anni fa. Allora, adesso devo ritornarci. Allora, sai cosa facciamo? Facciamo una gita. Ci porterò mio nipote. Di Vinilica, il gruppo di Vinilica, tutti insieme, prendi a noleggio un pulmino e andiamo tutti in gita. Anche Nord-Est. Anche tutti quelli di Nord-Est, ovvio sì. E facciamo una gitarella a Marghera, andiamo a visitare e facciamo. Si potrebbe fare una puntata da lì? Sì, volendo si può organizzare. Certo. Cosa dici? Dal museo della radio, sì. Si può fare. Siamo tutti competenti per darti tutto il supporto tecnologico. Quindi non c'è problema. Analogico e anche digitale. Anche digitale, tutto. Dai, magari ci siamo comunque evoluti, anche se siamo analogici. magari si farà. No, lo faremo. Dai, comunque una visita. Io verrò sicuramente a farla, te l'ho promesso. Questo è che sono un po' piena di impegni. Ma certo, ma non vogliamo mai forzarti, perché sappiamo la tua... No, ma il tempo lo trovo poi. Stai tranquillo che un giro lo vengo a fare, anche perché vado in avanscoperta, anche se non so niente di materiale, cioè rispetto a voi, ma dovreste secondo me andare a fare un giretto. Sì, ma sarà un'occasione per andarci. Andiamo per ritornare insieme. Certo. Sì, ok. Poi facciamo la merendina. Certo. E poi facciamo lo scambio. Allora, chi vede come con i bambini, facciamo una parte che guarda il museo storico, una parte il planetario e viceversa. Col prosecco, però. Quindi il nord-est da una parte e poi l'altra. Ecco, ok. Va bene. Prosecco no, perché io sono astemia. Va bene, ok, anche anch'io. E invece io anticipo l'ospite della settimana prossima, che è il 23, giusto? Sì. Che è il dottor David Rebuli, che è proprietario titolare di una azienda vitinicola proprio nelle zone del Prosecco, dell'area del Prosecco, che però Cade Andol si chiama, e lo aspetto molto volentieri, mi ha dato l'ok per parlare di vini, anche se lui ha tutto un metodo suo molto ecosostenibile, ecocompatibile, biologico, innovativo, perché come sapete la zona del Prosecco è una zona un po' delicata anche dal punto di vista dell'inquinamento e altro, quindi dell'uso di sostanze eccetera. Lui invece lavora in maniera diversa, lo scopriremo con lui in maniera proprio attenzionata, come produce le sue uve, cura le sue uve, produce i suoi vini, che sono, poi tra l'altro parleremo anche voi già qua state
Sei astemio anche tu? Ecco, vabbè. Casca male. Cioè, Luca Romeo è astemio, non avrei mai detto. Invece Stefano non è astemio e neanche Nicola, niente. Allora io non bevo, Davide lo sa già, quindi okay. Anche perché ci conosciamo da lungo tempo. Anche lui ingegnere comunque, ingegnere che poi nella vita ha scelto di fare questo perché ha scelto la sua passione. Bellissimo. Infatti ne parlavamo proprio l'altro ieri, diceva guarda, abbiamo studiato insieme al liceo, poi quando è stata ora di fare l'università a pieni voti ha finito l'ingegneria, però poi è poi una famiglia bellissima perché se non sbaglio penso abbia 4 figli, quindi è super impegnata, 3 o 4 figli non mi ricordo, quindi è molto molto contento e abita nella zona di Tre Baseliche, però la sua azienda è proprio nella zona del Prosecco, quindi lo avremo come ospite appunto la settimana prossima. Hai qualcos'altro da aggiungere rispetto a questa puntata, oppure qualcuno di voi vuole dire qualcosa? Per chiudere mancano 5 minuti proprio esatti. Se volete fare riferimento al sito, alla vostra struttura per informazioni che eventualmente potrò risolvere se ci sono domande che arrivano dalla allora se ci sono contatti per noi, io dico a tutti di poter scrivere ai Nord-Est, a info@nordest.it, eventualmente qualora fossero interessati a incontrarvi o altro, e vedere poi ovviamente il nostro sito. Mentre per quanto riguarda DJ Channel lascio la parola a Stefano. Per quello che riguarda DJ Channel, semplicemente djchanneltv.it, li trovate poi tutte le pagine, scorrete nelle varie pagine, ci sono tutte le informazioni del caso. Esatto. Mentre tu, se vuoi dare invece i contatti tuoi, è importante perché potete trovare tutto quello che vi serve dal punto di vista del planetario sul sito astrofilimestre.it, tutto attaccato, www.astrofilimestre.it. Lì trovate gli eventi che eventualmente proponiamo, incontri di astronomia, corsi eccetera. Sul sito invece blogspot, Museo Padre Ruggero blogspot.it, questo invece trovate le informazioni per il museo, quindi gli incontri che abbiamo fatto, c'è tutta la storia della nostra attività, i riferimenti, quindi banalmente la cosa più semplice è scrivere su Google e poi vi guida sui posti di cui avete bisogno, ecco. E vi invito a visitarci, quindi bene. Naturalmente abbiamo dato tutti i riferimenti, quindi sapete dove si trova esattamente. L'indirizzo è in via Gelain, Giglio Gelain numero 7, che è di fianco alla chiesa di Sant'Antonio, l'edificio della chiesa, comunque siamo là. Bene, quindi chiudiamo, mancano pochi minuti, chiudiamo ringraziando appunto il direttore del Museo della Radio Padre Ruggero e della scuola di Padre Egidio e poi appunto il gruppo degli astrofili di Mestre Marghera per averci oggi dato questa opportunità di, anche attraverso i suoi ex studenti che ripeto hanno come Nicola Maso, poi anche Stefano Bognolo, poi ringrazio la presenza anche di Luca Romeo che ci ha supportato insieme appunto anche a Nicola, penso sia stata una bella riunione in qualche maniera, esservi ritrovati dopo tanti anni, sì. Però io mi complimento con te soprattutto anche per il lavoro che fai come ingegnere medicale per quanto riguarda la tua ricerca, soprattutto su malattie così difficili, così spero di darvi, magari in un'occasione diversa vi racconterò di questo progetto, con la speranza di dare qualche notizia che sapremo fra qualche mese. Ah sì, siete in attesa di iniziamo risultati. La sperimentazione clinica e quindi avete avviato un progetto che sta adesso in fase di iniziando la fase sperimentale. Sperimentazione clinica, sì, quindi è una fase delicata, molto articolata, complessa, lunga, però necessaria per verificare se quello che abbiamo visto ha senso. Quindi speriamo che speriamo che questo incontro così bello, così divertente ci porti fortuna un po' a tutti quanti, sì, no? Lo speriamo anche noi per chi ha soprattutto per chi soffre di questa patologia che è particolarmente grave, sì. Però persone come voi, io penso sempre ricercatori, medici o altro che si dedicano con passione e tanta dedizione, tempo, cuore, anima, siano non voglio usare la parola angeli perché è sempre troppo quasi costruita, ma siete veramente delle persone che
come possiamo definirli, Stefano, secondo te, delle persone di questo tipo? Non è così facile. Non è facile, cioè uno che effettivamente è come se avessero un potere in qualche maniera, no? Questo, abbiamo dei sistemi per poterlo applicare, dobbiamo moralmente, eticamente applicarli, e quindi è il nostro dovere morale. E le persone che magari sono affette, scusa, chiudo perché siamo alle 12 esattamente, le persone hanno paura di fronte a una sperimentazione, chi magari accetta volentieri. Assolutamente, purtroppo il glioma è necessario fare qualcosa, quindi bisogna intervenire. Bene, allora in bocca al lupo a tutte queste persone che sono affette da questa patologia, e che questa sperimentazione sia, ringraziando il cielo, speriamo, e soprattutto voi anche, abbia successo e che possa dare motivo di risoluzione e di salvezza a queste persone. E noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento quindi la settimana prossima con Davide Rebuli con Cadendol, e vi auguriamo a tutti un bellissimo fine settimana, auspicando che il tempo migliori e aspettando che arrivi appunto la primavera. Stefano, grazie complimenti per essere stato come sempre il mio regista, ottimo, preciso, competente al mio fianco, e soprattutto insieme anche ai tuoi colleghi di Vinilica, una bella squadra che oggi ha regalato, oltre che insieme appunto al direttore, anche tante immagini grazie alla collaborazione di due amici che ti sono venuti incontro. Questo significa che stai coltivando bene DJ Channel TV. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao, alla prossima settimana. Grazie. You know what I'm saying? Happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la. Everybody should be happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la. Happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la. It's so nice to be happy. I wanna take it to my world to be happy, 'cause I can live without your love. Yes, you know, I've never needed anyone to be happy, but that's the way that things go wrong. Yes, you know, I was afraid to open my eyes. Don't even know how many tears that I've cried. Now that I found the love of my life, I don't get down, 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 down. Happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la. Everybody should be happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la. I've never been in love before, and I'm happy, 'cause you're the one I'm looking for. Yes, you know, you bring the sunshine into my life. Your lips are burning and the feeling is right. I can't believe it's true that you're mine. Don't let me down, 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 down. Happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la. Everybody should be happy, sha-la-la. It's so nice to be happy. Hey DJ, I just pray you'll never run away. Can't wait another day to hold you tight, to hold you happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la. Everybody should be happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la. Happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la. Everybody should be happy.